Sindaco Favara ha subito cercato delle risposte riguardo all'emergenza idrica con l'apertura di un pozzo che ha dato per alcuni giorni un grande aiuto. Adesso la situazione qual è? Allora, sì, il pozzo che abbiamo aperto, ricordiamo il primo forse che è stato aperto post crisi, perché ci siamo subito impegnati da questo inverno, quando ancora nessuno parlava di crisi, noi lavoravamo a questa soluzione. Ha dato una grandissima mano d'aiuto. Da qualche giorno è fermo perché si è rotta parte della conduttura, ma la stiamo per riparare. AICA in questo periodo ha cercato di sopperire con un aiuto in più su Favara. Ci sono ancora delle difficoltà, abbiamo spesso dei turni che non sono ottimali, però speriamo che a breve, con l'apertura del secondo pozzo, perché già abbiamo fatto le analisi, le acque sono buone, stiamo predisponendo il progetto, penso che a breve avremo il secondo pozzo a disposizione, e soprattutto anche con i pozzi che ho segnalato ad AICA insieme al sindaco di Aragona nella zona di Scindiliera Calmare, 3 pozzi collegati al partitore d'Aragona, quindi che hanno la possibilità di dare acqua a diversi comuni, che erano inutilizzate da più di 15 anni. Abbiamo anche là fatto un sopralluogo, fatto le analisi delle acque che sono buone, sembra acqua non potabile, purtroppo l'acqua non è potabile in queste zone, però con la miscelazione o con, ad esempio, sul pozzo di Favara il secondo, sto facendo predisporre il progetto direttamente con un potalizzatore, speriamo di poter sopperire. Poi tutto quello che si spera è chiudere questa emergenza al più presto, perché se arrivano le prime piogge e iniziamo ad avere più acqua negli invasi, queste soluzioni poi possono servire a ottimizzare in futuro il servizio, però per adesso cerchiamo di tamponare.